si fosse fermato, mi avrebbe aiutato, disperato, con tutte le sue forze, non dico che l'avrei perdonato da oggi a domani, ma magari fra un po' di anni l'avrei perdonato sicuramente, ma è Invece stata, così è impossibile. no, è stata proprio la vigliaccheria di andare via, è questo che a me non, cioè non riesco a capire questo, cioè dopo tutto quello che hai fatto scappi, è questo che, veramente è questo che non tollero. Mi ha contattato No, invece in altro ancora momento? no, sinceramente ancora no. Può essere che ci contatti, però adesso vediamo. Guarda, l'importante è intanto che giustizia sia fatta. Poi se mi chiama, vediamo al momento cosa succederà. Lei ha detto, io non sono mai stato uno di tante parole. No, io sono sempre stato uno, tra virgolette, molto privato, di pochissime parole. Questa è una reazione al dolore o una forza che ha trovato in questi Secondo giorni? me, cioè, questa probabilmente è la forza che mi dà mia figlia, che mi dice: papà, sono orgoglioso di te, continua così. Questo. Io sono sempre stato veramente uno sempre di poche parole. Lei invece è una chiacchierona come mia mamma, come mia moglie. E probabilmente questa è la forza che mi fa andare avanti. Non si poteva desiderare una figlia migliore, ma sinceramente è stato veramente. Io avrei sempre dato la vita per mia figlia, però mi è stata portata via e darò la vita per aver giustizia. Ecco, questo sì, sicuro.